Abbandona il cosiddetto tavolo partenariale il movimento Agrigento Punto e a Capo, nato grazie alla rete protagonista negli ultimi mesi di azioni di cittadinanza attiva grazie all'opera dei volontari. In una lettera al sindaco Marco Zambuto i responsabili spiegano le ragioni della loro scelta. Dopo un mese di discussioni e proposte varie, sottolineano, ci ritroviamo ad oggi con il nulla. Abbiamo gli stessi problemi e le identiche situazioni di disagio che persistevano prima di cominciare le riunioni. Anzi, proseguono, tutto è inevitabilmente peggiorato. Al tavolo si è parlato di temi e di prospettive di ottimo profilo e di ampio respiro, ma noi eravamo avvicinati all'intento di avere risposte immediate alle nostre piccole segnalazioni per dare un concreto ed immediato segnale di cambiamento all'attuale degrado urbano della città. Insomma, come dire, si è parlato di grandi progetti, ma non dei problemi quotidiani. Nel documento i volontari di Agrigento Punto e a Capo elencano quelle che sono le disfunzioni e i disservizi segnalati in questi mesi, a cominciare dalla questione della Porta dei Saccaioli, di Palazzo Tomasi, delle erbacce che investono la città, della negligenza degli scavi effettuati da Girgenti Acque ed altro ancora. Se la nostra presenza attiva non viene vista di buon occhio, si conclude la nota, allora ci alziamo e ce ne andiamo. È un nuovo attacco al sindaco di Agrigento Marco Zambuto arriva dai consiglieri di opposizione Spinnato, Puleri, Vassallo e Civiltà a proposito dell'ultima infruttuosa seduta del Consiglio Comunale. Il sindaco viene accusato di aver eretto una sorta di muro di Berlino contro l'aula, con i consiglieri impossibilitati a svolgere il proprio mandato a causa, sottolineano, dell'invalicabile muro opposto da parte dell'amministrazione e si chiedono che cosa ci stanno a fare se nessuno risponde agli atti di indirizzo, alle mozioni, alle interpellanze. Un'assenza, quella del sindaco, concludono i consiglieri, non più tollerabile.